Anche a nord-est si parla sempre meno dialetto. Se la quota di coloro che lo utilizzano al lavoro si ferma al di sotto della maggioranza assoluta, ovvero al 47%, meno 10 punti percentuali rispetto al 2001, le percentuali rimangono invece superiori a questa soglia per gli ambiti familiari o amicali, pur con un calo piuttosto evidente. Oggi è il 70% dei nordestini che dichiara di parlare abitualmente il dialetto in famiglia, ma sono 4 punti percentuali in meno del 2001, e il 68% lo utilizza con gli amici. Qui il calo è del meno 11% rispetto a 20 anni fa. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 10 maggio 2023. La prima notizia del giorno riguarda la diffusione del dialetto a nord-est, un calo di una manciata di punti percentuali rispetto al 2001. Leggiamo sul Gazzettino di oggi che ci si esprime in dialetto soprattutto in famiglia, molto meno al lavoro, con appunto una percentuale inferiore alla maggioranza, quindi pari al 47%. L'uso del dialetto scende tra i giovani e tra i diplomati, e lo si vede a colpo d'occhio guardando gli esiti del sondaggio dell'osservatorio sul nord-est di Demos. Nella parte divisa per classi d'età, a non parlare dialetto tra i 18 e i 29 anni è il 44% della popolazione. All'estremo opposto, gli over 55 che non parlano dialetto sono solo il 14%. Il giudizio prevalente poi su chi parla dialetto, risulta dal sondaggio, è che una persona che lo utilizza è soprattutto attaccata alle proprie origini, quindi un tratto identitario secondo appunto gli esiti dell'indagine condotta da Demos. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi sempre sulle pagine del Gazzettino con una notizia che riguarda la sanità. Ieri mattina a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin e il direttore generale dell'area sanità e sociale Massimo Annicchiarico hanno incontrato i direttori generali delle ULS e si è parlato di liste d'attesa. L'ipotesi al vaglio della regione è quella di convincere i medici di base a fare meno prescrizioni per ridurre le liste d'attesa. Questo perché, se è vero che le prestazioni urgenti vengono erogate entro le 24 ore previste e le visite B, quelle cosiddette a breve attesa, cioè con esami entro 10 giorni dalla prenotazione, le ULS stanno già cercando di allinearsi con sforamenti ancora che riguardano qualche giorno. A mancare totalmente nel rispetto dei tempi di attesa sono le altre due classi di priorità, la D, cioè le prestazioni differite da erogarsi entro 30 giorni, e la P, programmabile, cioè problemi che richiedono approfondimenti ma che non necessitano di risposta in tempi rapidi e che comunque però vanno garantiti entro un massimo di 60-90 giorni dalla prescrizione del medico prescrittore. Ecco, proprio su queste ricette, scrive il Gazzettino, D e P, la sanità veneta arranca. L'articolo di Alda Vanzan appunto sul Gazzettino di oggi. All'ordine del giorno quindi dell'incontro di ieri tra l'assessore Lanzarin, il direttore generale Annicchiarico e i direttori generali delle ULS, più che i conti in rosso delle aziende ormai sistemati tanto da aver passato il vaglio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, c'era un unico argomento: le liste d'attesa. Lanzarin riferisce che il direttore Annicchiarico ha costituito un gruppo di lavoro per affrontare il problema delle liste di attesa. Si sta monitorando la situazione, posto che la carenza di personale, dice sempre l'assessora, e l'aumento delle richieste non contribuiscono a ridurre i tempi per erogare le prestazioni. E quindi una delle ipotesi è quella di agire alla fonte, cioè su chi ha il ricettario in mano, in una parola i medici prescrittori,
Chiaro che medici di base e specialisti rivendicano la propria professionalità e quindi la decisione di sottoporre i pazienti a specifici esami, ma da parte delle ULS si vorrebbero una maggiore appropriatezza ed evidenza nelle prescrizioni, tema ovviamente delicatissimo. Sempre la giornalista del Gazzettino: in regione intanto continua il monitoraggio, quindi l'ipotesi per ridurre le liste d'attesa sembra essere quella appunto di ridurre le prescrizioni. Sembra un trucco in qualche modo: ci sono troppi esami, troppe visite da fare, ne prescrivo un po' meno. Vedremo come proseguirà questa vicenda, che vede comunque la netta contrarietà appunto dei medici. Si sono già espressi nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, contro ipotesi restrittive, addirittura ipotesi di algoritmi che avrebbero dovuto verificare la correttezza delle prescrizioni. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima riguarda la posizione della Chiesa rispetto alle questioni delle migrazioni. I vescovi del nord-est dichiarano migranti sì all'accoglienza diffusa e dignitosa. Dalla Conferenza Episcopale Triveneta quindi un invito a prendersi cura delle persone migranti nell'ottica di un'accoglienza diffusa, rispettosa della dignità di chi viene accolto e delle comunità locali, sempre in accordo e con il coinvolgimento delle istituzioni civili, pubbliche amministrazioni e altre realtà dei territori interessati. Questa la linea emersa dalla riunione della Conferenza Episcopale del Triveneto, che si è tenuta ieri al centro Cardinale Urbani di Mestre sotto la presidenza del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia. Già nelle scorse settimane, scrive Alvise Sperandio sul Gazzettino di oggi, i vescovi avevano dimostrato apertura alle richieste pervenute dai prefetti di trovare sui territori strutture adeguate a questo scopo, anche in aggiunta a quelle già utilizzate, ritenendo che l'accoglienza dei migranti sia un fenomeno ormai consolidato e non più da trattare solo a livello di emergenza. Altro tema trattato dalla Conferenza Episcopale Triveneta: il suicidio assistito, il fine vita, e su questo punto la CEI conferma la netta contrarietà a ogni forma di eutanasia e suicidio assistito, così come all'abbandono o accanimento terapeutico. Nessuno va mai lasciato solo, ma va sempre accompagnato e sostenuto, in particolare attraverso il maggiore ricorso a cure palliative, oggi sempre più efficaci e fruibili, e anche potenziando il sistema di strutture che le possono garantire. Questa la posizione dei vescovi. Infine, l'ultima notizia di oggi, tornando alla politica regionale: ieri al Consiglio regionale del Veneto è stato votato il rinnovo delle commissioni consigliari e c'è un caso che riguarda la seconda commissione, dove si è registrato un record di voti per Gio Formaggio, che è stato riconfermato segretario di quella commissione con 46 voti su 47. Leggiamo la ricostruzione sempre del Gazzettino. Raccontano che Fratelli d'Italia abbia votato l'esponente del PD Jonathan Montanariello come vicepresidente della commissione e che l'opposizione abbia ricambiato votando Formaggio segretario. Montanariello ha preso 12 voti su 47 schede, tanto da esprimere soddisfazione perché il voto va oltre i numeri delle opposizioni. Lo ritengo un segnale di fiducia, ha detto Montanariello, l'esponente democratico di Chioggia. Nessuno però ha preso tanti voti come Formaggio, neanche nelle altre commissioni. Il caso anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi: Formaggio votato dal PD, Montanariello dichiara di Fratelli d'Italia, c'è più attrito con il Movimento 5 Stelle. Confermate le commissioni consigliari, ma scoppia il caso nella minoranza, scheda bianca del PD per tutta la maggioranza tranne che per appunto l'esponente del partito di Giorgia Meloni, Gio Formaggio. Nessun posto in più per Fratelli d'Italia, esattamente come era accaduto comunque con il voto di conferma all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.